come vengono realizzate? Allora, prima di tutto nascono i personaggi di plastilina, ognuno nel suo ambiente, dipende dal libro che abbiamo fatto, e nascono anche grazie al mio amore per la tradizione e quindi per la lingua sarda. Le filastrocche infatti sono composte in lingua sarda, hanno la traduzione in italiano, però negli ultimi libri hanno anche la traduzione in lingua inglese, perché teniamo le radici ben ferme, però guardiamo verso il resto del mondo. Che cosa incuriosisce principalmente i bambini? Allora, le domande più che altro sono state: quanto ci metti a farla? E io ho detto: guarda, ci vuole pazienza, ci vuole fantasia, ci vuole creatività, quindi erano curiosi di sapere anche il processo di creazione. Infatti alla fine abbiamo fatto un animale di plastilina. Quello che avete già lavorato lasciatelo così com'è. In 8 anni ho cambiato tantissime tecniche, quindi ce n'è sempre una nuova da sperimentare e poi si mette sulla carta. Un appuntamento al prossimo salone? Sì, arrivederci al Salone del Libro 2020.